Le urla disperate della ragazza vestita del colore del sole irrompono in una Venezia colma di gente con gli occhi puntati all'insù. Sono le 11 del mattino. Oggi la ragazza sale lungo l'impalcatura della Chiesa degli Scalzi accanto alla stazione dei treni a Venezia e, attaccata alla sbarra alla sommità, si lascia pericolosamente penzolare nel vuoto. Ha appena 20 anni e forse soltanto ora che sta per cadere si rende conto che tra lei e la mano tesa del poliziotto che la tiene ancora in vita corrono 26 metri d'altezza. Il poliziotto che l'ha raggiunta con un tempismo da supereroe l'ha afferrata con altrettanta prontezza esattamente nel momento in cui la ragazza stava per lasciarsi andare, accingendosi a compiere l'irrimediabile. Azione che ha cambiato completamente direzione grazie al gesto dell'agente, comparso come un abbaglio che ha impedito di tramutare la vulnerabilità della ventenne nell'incubo più buio. Fatto tachicardico immortalato dal guazzabuglio di turisti e residenti che si trovavano sul posto tra l'Ista di Spagna, Santa Lucia e il Ponte degli Scalzi, con i video già virali sui social e il salvataggio accolto da forti e liberatori applausi.